Pizza di scarola napoletana. La pizza di scarola è uno dei rustici più famosi e tipici della cucina tradizionale napoletana. Si tratta di un tortino ripieno di scarola stufata assieme a olive di Gaeta, capperi, uva passa, pinoli e acciughe avvolto da un semplice impasto di acqua e farina e cotto al forno. Come tutte le ricette regionali ne esistono diverse versioni, chi non mette i pinoli o addirittura le acciughe o l'uva passa. Non esiste in tal senso una regola precisa, tuttavia la ricetta originale prevede l'utilizzo di una pasta lievitata simile a quella della pizza e non di pasta a brise o pasta sfoglia. La pizza di scarole, così viene chiamata a Napoli, si prepara a Natale come contorno o antipasto da accompagnare alle altre ricette tradizionali partenopee. È ideale da mangiare e preparare in inverno quando la scarola è di stagione. La pizza di scarola va consumata fredda o ancora meglio il giorno dopo. Ingredienti. Per l'impasto: 500 gr di farina 00270 gr di acqua tiepida, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 12 gr di lievito di birra fresco, 8 gr di sale. Per il ripieno: 700 gr di scarola, 150 gr di olive di Gaeta, cucchiaio di capperi, spicchio di aglio, 2 cucchiai di pinoli, 30 gr di uvetta, 5 acciughe in filetti, sale, peperoncino cubi, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Come preparare la pizza di scarola napoletana? Preparate l'impasto lievitato, fate sciogliere il lievito di birra nell'acqua tiepida e fatelo riposare per 10 minuti. Versate la farina in una ciotola. Aggiungete l'acqua e il lievito, il sale, l'olio e impastate il tutto per almeno 10 minuti. Formate una palla, mettetela in una ciotola pulita, copritela con un telo e fatela lievitare al caldo per almeno 2 ore. Trascorso questo tempo di lievitazione, riprendete l'impasto, dividetelo in 2 parti e formateci 2 palline. Lasciatele riposare per almeno un'ora. Nel frattempo lavate le foglie di scarola e tritatele grossolanamente. Scaldate l'olio in un tegame assieme agli spicchi d'aglio e ai filetti d'acciuga. Unite la scarola, l'uvetta, i pinoli, le olive e i capperi. Regolati di sale e peperoncino e cuocete il tutto fino a quando la verdura non si sarà ammorbidita e l'eventuale acqua di cottura evaporata. Fate raffreddare completamente. Prendete ora la prima pallina d'impasto e stendetela con il mattarello infarinando il piano di lavoro se necessario. Rivestite una tortiera bassa del diametro di 26 cm precedentemente unta con poco olio o rivestita di carta forno. Riempite ora con il ripieno di scarola. Stendete a questo punto la seconda palla d'impasto e coprite la pizza di scarola sigillando bene i bordi. Punzecchiate la superficie con uno stecchino per far fuoriuscire il vapore in cottura. Spennellate con poco olio. Scaldate il forno a 220 gradi C in modalità ventilato e infornate la pizza di scarola sul ripiano più basso. Cuocete la pizza di scarola per 20-30 minuti fino a doratura. Una volta cotta, estraitela dal forno e lasciatela intiepidire prima di servirla a fette.